Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili, qui dal Pala Don Bosco di Palermo, dove si sfideranno oggi 3M Calcio 5 e Città di Canicattì. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Una gara importante per il 3M dopo la vittoria in esterna a Bagheria contro il Sant'Isidoro. Adesso si vuole continuare su questa strada per continuare a fare bene lì in alto in classifica, a inseguire le due imprendibili, le due locomotive di questo campionato, Palermo e Athletic Club Palermo. Andiamo con i protagonisti della gara, partendo proprio dai padroni di casa, il 3M, che con Perdichizzi e Virruso difenderà i suoi pali. Poi Affaticato, Calvaruso, Palazzotto, Cottone, La Rosa, Runfolo, Perricone, Accetta, Ricotta e Lucchese, agli ordini di mister Vincenzo Giacalone. Per quanto riguarda invece il Città di Canicattì, cambio al timone. Adesso c'è Giuseppe Lamendola come nuovo allenatore, guida tecnica quindi, che fa il suo debutto oggi qui a Palermo. A sua disposizione ci saranno Lopinzino, Gangemi, Lapiana, Di Bella, Bertolino, Furno, Biasco, Fregapane e il capocannoniere del torneo Carlo Brancato con ben 32 reti segnate. Sarà un tema sicuramente 3M Canicattì che si riaffrontano dopo la gara di andata, terminata 4-7 in favore dei palermitani, una gara importante dove era andata in svantaggio la squadra dell'allora mister Mosca, l'ha risolta Montevago con una doppietta, tanti nomi che adesso però non figurano più tra le fila dei neroverdi, che sono soliti sempre a cambiare la loro forma, una squadra cangiante, una squadra che sa come rivoluzionarsi, sempre mantenendo alta la concentrazione, della cosa più importante anche all'interno di un campionato così competitivo come la Serie C1. I direttori di gara saranno il signor Gianfranco D'Amico della sezione di Trapani e il signor Vincenzo Cambria della sezione di Palermo. Cronometrista invece Corrado Cosenza, anche lui della sezione di Palermo. Primo possesso per gli ospiti sarà proprio Carlo Brancato, giovanissimo ma già sulla bocca di tutti per via di questi 32 gol segnati nelle prime 18 giornate. Adesso è tempo per la 19esima, adesso è tempo per 3M Canicattì. Gli ultimi ostacoli da superare per il trio arbitrale, soprattutto per il signor Cosenza, che sarà l'addetto al cronometro, al tabellone del Pala Don Bosco, che ancora una volta si illumina. Fischia il signor D'Amico, si inizia 3M contro Canicattì. Primo possesso, come dicevo poco fa, per i ragazzi di mister Lamendola, appunto al suo debutto ufficiale sulla panchina biancorossa come guida tecnica di una squadra che sicuramente ha delle difficoltà importanti, si trova nei bassi fondi della classifica. È una gara che dal punto di vista della vigilia, del pronostico, sicuramente vede una grande favorita, ma mai dire mai, e questo è il bello del pallone, e questo è il bello anche di uno sport così imprevedibile come il futsal. Prova adesso a correre lì sulla fascia destra del proprio campo il numero 13 del Canicattì, Furno. La Rosa, pallone che torna da Runfolo, giro palla, Accetta dietro. Sono queste le scelte di mister Giacalone. In porta di nuovo Virruso dopo la prestazione convincente di Bagheria, nonostante l'errore dopo pochi secondi che aveva concesso il vantaggio, seppur momentaneo, al Sant'Isidoro. Poi Affaticato, La Rosa che ritorna disponibile dopo la squalifica, Runfolo e appunto Accetta. Virruso va lontano, pressing altissimo del Canicattì. La Rosa vuole andare, chiama raccolta Affaticato, riprende però palla Brancato, attenzione a lui, il tiro subito di Brancato e va fuori. Mette il pallone in campo con le mani velocemente Virruso. Runfolo, Affaticato, si propone Accetta largo a sinistra, il pallone è per La Rosa che controlla. La Rosa, ancora le giocate, La Rosa a sinistra e finisce sul fondo, ma già inizia a far bollire qualcosa in pentola il 3M, gara che è accesa da ben 94 secondi e già qualche cosa l'abbiamo vista. Furno, ottimo aggancio per i fotografi, non per
mister Lamendola, che però per ora è metodico lì in panchina, non parla. Esperienza in Serie B, Serie C1 e Serie C2, così come anche comunicato dal Canicattì nell'ultima nota ufficiale, quella dell'ingaggio proprio di Peppe Lamendola come nuovo allenatore della formazione di Canicattì. La rosa, Runfolo, guarda affaticato, non era per lui, finisce fuori. Una gara anche di cuore per Aleandro La Rosa, lui che ha passato alcuni dei suoi anni più altisonanti della carriera proprio a Canicattì, non con il Città di Canicattì, ma con l'altra squadra del paese, della città, anzi per meglio dire, ovvero l'Atletico Canicattì, che in questo momento gioca in Serie A2. La Rosa ha giocato gli anni della Serie B della formazione di Canicattì. Quindi una gara in famiglia quasi per lui. Ancora La Rosa, lo scambio con il buon Runfolo. La Rosa aspetta, accetta, ritorna dal 13 e deve però fare una corsa all'indietro perché il pallone era impreciso. Palla per affaticato, può girare il 3M. Ancora accetta, insiste, fermato il 22. Ritorna bene Runfolo. Protagonista è la gara di Bagheria con una doppietta. Ancora Runfolo, lotta con Brancato. Pallone passa e arriva bene a Furno. Gangemi. C'è una lamentele per via di un contatto tra Brancato e proprio Runfolo. Si continua per il duo arbitrale. Ancora palla per il Canicattì che può andare sempre con i soliti noti. Gangemi dietro, Furno. Possesso per i biancorossi, di te non è male, Virruso esce e trova subito Accetta, va sul sinistro, preferisce tornare dalla Rosa. Ancora il 13, le giocate di La Rosa, aspetta, va da Accetta, ricomincia il 22, Runfolo abbastanza arretrato, gira ancora il pallone. Runfolo prova a fare qualcosa, pivot. Ricordiamo, doppietta per lui nella gara di Bagheria. La Rosa prova ad andare, La Rosa ferma. Una gara da MVP per Runfolo, una gara da assente per La Rosa, ricordiamo, squalificato. Il pallone glielo regala gentilmente il presidente Angelo De Simone. La Rosa affaticato. Runfolo destro potente. Finisce sul fondo laterale, deviazione finale di Runfolo, quindi palla per il Canicattì. Sono passati quasi 5 minuti all'inizio della gara, ancora 0-0 tra 3M e Canicattì, gara che chiude la giornata numero 19 del campionato di Serie C1, che procede spedito, manca sempre meno alla fine. Fatiato va dietro, allora gioca il Russo. Siamo quasi alla metà del girone di ritorno, ormai si inizia a fare il conto alla rovescia. Affaticato prende palla, affaticato, era più un tiro che un servizio per Accetta sul secondo palo. Allora senza particolari problemi non viene rimesso in campo. Ancora Furno, ritorna lì da sfera. Gangemi può giocare. Sentiamo adesso mister Lamendola, riprende però palla il 3M, Runfolo, il destro! Ancora Runfolo! E la rete che porta in vantaggio il 3M, ha segnato il numero 19 che quindi continua a trovare gol. Momento sicuramente felice di forma per Runfolo. C'è un problema nel frattempo alla rete, perché il destro di Runfolo ha scoperto un buco nella porta alla vostra sinistra del Pala Don Bosco dopo 5 minuti. (1-0) per il 3M, rete appunto di Runfolo che arriva a 10 reti in campionato, doppia cifra quindi anche per lui. Tra chi è rimasto al 3M solamente Ricotta, La Rosa e Calvaruso possono vantare uno score migliore rispetto al numero 19
una delle migliori scoperte di quest'anno sicuramente per il 3M, già in roster la scorsa stagione, ma quest'anno ha sicuramente migliorato e non di poco il suo rendimento. Battuto Lopinzino, si può ritornare a giocare. C'era il preparatore tecnico Sampino che addirittura era andato a controllare la porta alla vostra sinistra. Segna il 3M, rete di Runfolo, 1-0. Gioca poi male il pallone Fregapane. Deve aggredire ora la gara il 3M. Canicattì che ha subito il gol numero 105 del suo campionato, sicuramente la peggior difesa del torneo. Bloccato da Faticato, ultimo tocco di Brancato. Una squadra che subisce molto, ma segna anche molto. Ha il capocannoniere Brancato tra le sue fila. La Rosa affaticato, aspetta il numero 6, ritorna dalla Rosa. Runfolo si propone, lascia uno spazio, un varco che la Rosa prende tutto, esce però Lopinzino, fa bene perché chiude la porta, rimessa per il 3M, sbaglia un'altra volta però la Rosa, e allora ancora una volta Brancato mantiene il pallone in campo, dall'altra parte della metà campo 3M, Fregapane, insiste il 20, fermato da Runfolo, che dà sempre anche un ottimo apporto lì in difesa. Il cuore della dedica, l'1-0, terzo gol in 2 partite, 10º nel suo campionato. Lascia battere il pallone a Furno, qui Fregapane fa un errore perché posiziona la palla sulla sfera e fa passare più di 4 secondi. Anche un po' di esperienza, forse è quello che veramente è mancato al Canicattì in questi anni, in questi primi mesi di questa stagione sicuramente non esaltante. Runfolo, si gira, Runfolo, destro, fuori misura, è rimasto a terra ed è in preda al dolore il capitano del Città di Canicattì, Gangemi. Viene chiamato lo staff medico della formazione ospite. Scontro con Runfolo che si era girato per andare di nuovo in porta per provare una doppietta in pochissimi minuti. Dal suo gol si è giocato davvero meno di 60 secondi, eppure già possiamo dire di aver raccontato un bel po' di cose durante questo tragitto di questa diretta che sta vedendo avanti il 3M 1-0. Rete di Runfolo quando erano passati solamente 5 minuti di tempo effettivo. Piccolo time out un'altra volta, a terra ricordiamo Capitan Gangemi, un colpo al volto per lui dopo il tentativo di Runfolo di girarsi e di liberarsi proprio dalla pressione del centrale del Città di Canicattì, che è anche il capitano della formazione biancorossa. Promossa a pieni voti l'anno scorso. Quest'anno difficile mantenere la categoria. Ricordiamo, scendono 2 squadre dirette e una tramite play-out. In questo momento sono proprio Città di Canicattì e San Vito Lo Capo a rischiare di più all'ultimo posto. Poi sopra, qualche gradino sopra, Ficarazzi e Isola. Sempre però col brivido di dover giocarsi un play-out che, se perso, significherebbe la beffa di ritornare in C2. Le 2 squadre, Isola e Ficarazzi, che negli ultimi anni avevano proprio conquistato la promozione in C1 nel corso di un campionato importante per l'Isola nel 2021-22, per i Ficarazzi invece l'anno scorso tramite i playoff. Poi qua che succede? Furno non controlla bene questo pallone, distratto il numero 13, così come sembra un po' passivo il Canicattì in queste fasi iniziali di gara dopo la rete del vantaggio di Runfolo, colpito da Rosa senza fallo, riparte il Canicattì, tutte e 4 avanti, biancorossi, Brancato ancora al centro, fermato il tentativo del numero 17 da Ricotta che fa un'ottima chiusura.
si propone poi La Piana, appena entrato, la palla è per lui, fa La Piana, Ricotta, altro subentrato, bravo anche Peppe Ricotta a Bagheria con 2 reti importanti in un periodo difficile della gara. Furno prova a riscattarsi dopo un inizio difficile, complicato, ha avuto un'occasione, fermato però David Russo, l'unica vera occasione che oggi ha avuto fino a questo momento il Città di Canicattì, quando fra poco terminerà anche il 7° minuto di gioco dei 20 previsti per questo primo tempo, sicuramente pieno di spunti nonostante siamo ancora in una parte, possiamo dire, embrionale della gara. Trem che però già sbloccata con Runfolo, La Piana, gira ancora il pallone il Città di Canicattì, lo fa sempre con il buon Brancato che cerca di trovare qualche spazio, qualche buco, qualche svirgola nella difesa delle Trem. La Piana, scodella La Piana, pallone buono per La Rosa, controlla, Arpione, va da Palazzotto, anche il numero 8 appena entrato, La Rosa potrebbe imbeccarlo, preferisce aspettare, va da Cottone, capitano, Palazzotto, Ricotta, ancora il numero 8, La Rosa, Palazzotto, insiste, Palazzotto, la stoppa Lopinzino e con calma serve Bonfù. Ottima prestazione al Palamura di Canicattì per l'altro portiere disponibile per mister Lamendola, che era Biasco, al limitato i danni in un Palamura che sicuramente è molto più piccolo e concentrato rispetto al Paladon Bosco. Prova a scappare La Piana, ancora lui, il pallone infatti è buono per un'altra volta Fregapane, tanta lotta in quella parte di campo, Fregapane riprende palla ma c'è un fallo precedente. Calcio di punizione per il 3M, inizia un po' a farsi sentire la panchina del Canicattì dopo questo fischio che sicuramente non è piaciuto ai vertici biancorossi. Cottone, aspetta, Cottone rischia sul pressing di Furno, La Rosa colpisce addirittura il direttore di gara, il signor D'Amico della sezione di Trapano, ricordiamo, dall'altra parte invece il signor Cambria. Ancora il destro provato da Fregapane, Virruso la stoppa addirittura e mette subito in moto La Rosa, che continua con questo giro palla con Cottone, pieno di esperienza e di talento. E a proposito di talento, prova Ricotta, fermato in spaccata da Lopinzino, che anzi, a dire il vero, evita il pallone perché aveva già calcolato che lo schermo della sua porta fosse ormai giunto al termine. Allora gira palla bene qui Brancato, si lamenta mister Giacalone, l'abbiamo sentito, questo pallone è arrivato troppo facilmente a Furno. Ricotta principale indiziato, adesso continua a guardare con nonchalance Furno, infatti prova a correre lì il numero 13, un po' disattento però a Ricotta in fase difensiva, lui che sicuramente ha negli spunti, nella fantasia, nell'1 contro 1 i tratti migliori del suo futsal. La Rosa, ancora Aleandro La Rosa, aspetta, torna da Cottone, La Rosa, Cottone, La Rosa, controlla, ancora La Rosa, insiste, riprende palla Furno, la Brancati, anche lui, ne tiene 2, Carlo Brancati, poi scodella per Furno. La Piana, stoppa il pallone della Rosa, può ripartire Palazzotto, siamo quasi alla metà, mancano 10 secondi del primo tempo. Palazzotto, Ricotta, ancora lui, entra in area Ricotta, Palazzotto! A porta sguarnita, c'era solo Brancato a chiudere, manda fuori. Incredibile leggerezza di Palazzotto e comunque
aveva fatto un'ottima costruzione assieme a Ricotta, assieme a Cottone. Prova subito a mordere le caviglie di Brancato. Palazzotto non è che viaggia alle parti la piana e si ricomincia. 9:48 alla fine del primo tempo. Palla per Canicattì. Palazzotto la riprende il 3M. Fine di Palazzotto, fermato senza fallo da Furno. Ancora il numero 13, apre l'altra parte del campo, Fregapane in aria, palo pieno. Ha rischiato il 3M, sfortunatissimo qui Marzio Fregapane, classe 2005, che stava per siglare un gol importante, uno dei primi della sua esperienza tra i professionisti di futsal. Mentre sempre con tante virgolette su questa eccezione di professionismo, ma tra i grandi non ha avuto ancora tanto spazio. Attenzione, Ricotta, battelo Pinzino, e poi però manda fuori. Time out chiamato in questo momento da mister Lamendola. 1-0 per il 3M, ma poteva benissimo cambiare il punteggio parziale qui al Pala Don Bosco in queste due ultime occasioni. Da una parte palo netto di Fregapane, non poteva nulla Virruso, dall'altra Ricotta involato davanti allo Pinzino, sbatte su di lui e poi la ribattuta è sfortunata. 1-0, per ora decide la rete di Runfolo al minuto numero 5 del primo tempo. Siamo praticamente alla metà, mancheranno quando rifischierà il duo arbitrale 9 minuti e 29 secondi alla fine. Sta sistemando nel frattempo la porta alla vostra sinistra presidente Angelo De Simone, aiutato dal signor Vincenzo Cambria, che adesso si allontana. Cambria che oggi ha anche diretto una gara di Serie D, quindi doppia direzione per lui nel weekend. Stiamo per riprendere, anzi a dire il vero è già ripreso il gioco, con il pallone che gira dalle parti del Canicattì. Rischia qualcosa Furno, la stoppa la piana e manda lontano Furno, controlla, mantiene il pallone in campo, riesce anche a lottare e ottiene una rimessa laterale. Ottima giocata di Furno, che viene infatti incitato dalla sua panchina, anche lui molto giovane. La piana, fermato, stavolta il contrario, rimessa per il 3M. La Rosa. Cottone chiama la corsa. Palazzotto. Rischia di perdere questo pallone da Rosa, che però c'ha la colla negli scarpini. Va la Palazzotto, una giocata, poi ritorna un'altra volta la Rosa, che tratta sempre benissimo questo pallone, e poi Cottone non riesce a imbeccare Palazzotto, va lontano lo Pinzino a cercare un'altra volta Furno. La Rosa due volte riesce a vincere anche un rimpallo. Ricotta vuole la giocata, non riesce a metà, sempre il 27, va dalla Rosa che insiste, la Rosa al centro, non arriva deviazione da parte di un giocatore del 3M, contropiede Canicattì. Brancato, il tiro in porta, Virruso, e poi pallone negli spogliatoi, ci pensa Cottone. Bravo Virruso a coprire il suo palo, sicuramente non la parata più felice per il numero 2, che infatti si tocca l'altezza della pancia, colpito proprio lì da Brancato. Non c'è per un attimo di pausa. Furno mantiene il pallone in campo, ancora il 13, fermato dalla Rosa. Palla però è del 3M, ultimo tocco di Furno, quindi da un 13 all'altro batte Alejandro La Rosa, palla per affaticato, gioca Cottone e c'è Ricotta, fermato però da uno tra i Gangemi, che ritorna in campo dopo quel periodo avuto.
Cottone, palla per lui, La Rosa, ancora La Rosa, si perde sul fondo, almeno questo è il suo destino, lo ferma prima Virtuoso, ancora Ricotta, in mezzo a 3, Ricotta! Si inventa il gol in mezzo ad una schiera di maglie biancorosse, che rete del 27, 2-0. Un'altra piccola magia di Ricotta, che è arrivato nel frattempo a segnare il gol numero 12 del suo campionato. Era entrato in doppia cifra nella trasferta di Bagheria, o per meglio dire di Santa Flavia, visto che il Sant'Isidoro gioca nel comune limitrofo proprio a Bagheria. Adesso se ne va con una magia la Piana, che poi prova subito il sinistro. 2-0 3M, raddoppia con Peppe Ricotta, 7 alla fine del primo tempo, per qualche secondo. Fatto sta che arriva un gol che regala un po' di sicurezza in più ai ragazzi di mister Giacalone. Qua però rischia sul pressing Cottone, però colpito in maniera irregolare dalla Piana. Cambi di nuovo per mister Giacalone, esce Ricotta, entra Runfolo, i due autori dei gol che però stanno decidendo l'incontro. Ritorna in campo anche Cristian Calvaruso, non al meglio nelle ultime settimane per via di un colpo alla caviglia, rimane però un giocatore dall'importanza viscerale per il 3M. E attenzione a questo pallone che prova Runfolo a mandare lontano per Affaticato. Tanti cambi, solo Cottone è rimasto in campo, dei 4 che prima del fallo subito proprio da Cottone stavano giocando per il 3M di movimento. Turno, Brancato manda lontano, ottimo controllo della Piana, ancora l'8, la Piana trova Furno, prova a farsi colpire il 13, non ci riesce, si gira allora Furno, il tacco, non libera nessuno, la riprende Calvaruso. Cottone poi manda lontano Runfolo, il controllo è difettoso, chiede scusa a Runfolo perché il pallone era effettivamente un cioccolatino, quello di Cottone. La Piana sul punto di battuta. Fallo di Cottone su Carlo Brancato. E quindi palla ancora per il Canicattì. Primo fallo commesso dal 3M in questa prima frazione, molto corretta, possiamo dire. Solamente 3 falli. Gioco maschio sì, ma comunque sa essere fluido, anche se soprattutto dopo il primo gol del 3M si è un po' persa quella verve che aveva contraddistinto i primi minuti di gioco. Runfolo, Cottone, Calvaruso prova a girare, ancora Cottone, il 10 gira Runfolo, Affaticato, e allora ancora Runfolo, sbaglia il passaggio, Fregapane ruba questo pallone, ancora la Piana, Brancato, Gangemi prova a risistemarsi dietro il Città di Canicattì, palla che però finisce fuori. Canicattì che è in una striscia di 5 sconfitte consecutive. Calvaruso rischia qualcosa, trova Cottone, ancora Cottone, vede entrare Affaticato, bravissimo Brancato a Tiglino, poi atterrato il numero 17, non c'è niente, si lamenta Brancato, l'ultimo tocco è di La Piana, lamentele nei confronti del signor D'Amico, primo arbitro di oggi. Calvaruso, lo scambio ancora tra Cottone, Calvaruso, Affaticato, gioca lì 3M, sempre Cottone, Calvaruso chiama palla, è per lui, non arriva l'aggancio, Runfolo,
allora affaticato per il 6, guarda la porta, va da Runfolo, ancora affaticato, prepara il destro, torna però da Runfolo, adesso si lo fa partire Cottone, errore assedio del 3M che vuole migliorare ancora il suo score. Per nulla scontata la gara d'andata, tanti capovolgimenti soprattutto nella parte iniziale. Ancora Calvaruso può andare, Calvaruso ritorna sul pallone la Piana, riesce comunque a girare Cristian Calvaruso, poi affaticato, destro fermato, Cottone si appoggia a Birruso che non rischia tanto, affaticato per subito Cottone che può andare a un corridoio, Cottone lo prende tutto, poi Runfolo torna al 10, mette in calcio d'angolo. Qui il numero 20 della formazione ospite, Fregapane. Aspetta Runfolo, la palla adesso torna al numero 19, affaticato Cottone, destro per Runfolo, in area di rigore, Runfolo prova a girarsi, Calvaruso non riesce a tirare, allora ancora 3M, sempre in assedio, sbaglia il passaggio Cottone verso Calvaruso, 3 minuti 45 secondi alla fine del primo tempo, tutti da giocare, 2-0 il parziale qui al Pala Don Bosco, le reti di Runfolo e Ricotta. Per il 3M, Cottone mantiene palla in campo, ancora il 10, si gira Cottone, aspetta Calvaruso, affaticato, finisce fuori Brancato, Gangemi e allora ancora Fregapane, Furno, in scivolata Furno, colpisce Calvaruso, mantiene il pallone in campo il 7, gli applausi di mister Giacalone, sa che non è il periodo migliore per il numero 7, sa che servono questi applausi. Runfolo, Cottone, Calvaruso, ancora lui, va sul destro, Calvaruso non va ancora al tiro, Pavora, deviazione, sempre Cristian Calvaruso, prova ad accendersi, ricordiamo miglior marcatore stagionale finora del 3M con 15 reti segnate con la casacca nero-verde. Runfolo si inserisce e va fuori, era messa malissimo la difesa del Canicattì. Runfolo però qua eccesso di egoismo, poteva magari trovare o Calvaruso oppure un neoentrato lucchese che ha davvero fatto un'ottima partita nella gara di Bagheria, nella prima parte della gara di Bagheria, poi è stato visto un po' meno da mister Giacalone nel corso della gara, soprattutto nella ripresa, però l'impatto non fu dei peggiori, anzi, che comunque ha già tante esperienze. Fallo di Fregapane, affaticato Calvaruso, insegue il pallone, ancora affaticato, fallo, è il secondo commesso dal 3M, gara che adesso negli ultimi secondi di questo primo tempo va accendendosi, iniziano a spendere i cartellini a loro favore le squadre, non escono invece quelli degli arbitri. Ancora Gangemi, Furno, largo a destra, fermato da Lucchese. Furno, la palla è sempre per lui, Gangemi, Furno, mette fuori Lucchese, ancora una volta da stare alto il 3M, poi non batte subito Brancato, non si intende con Gangemi, la Runfolo colpisce lo Pinzino, incredibile errore qua di Brancato che poi però manda a correre Fregapane. Birruso controlla, può andare lui, Scodella tiene il pallone in campo, anzi no, sarebbe
stato qualcosa di più vicino allo Shaolin Soccer. Questo assist di Affaticato lo stava facendo anche Brancato per il suo avversario. Brunfolo poi si è fatto ipnotizzare dall'uscita scellerata, ma con tutta la ragione di questo mondo, paradossalmente di Lopinzino. Andrà Lucchese, una palla Virruso, rischia sul pressing Virruso. Furno mette il pallone in rimessa laterale. Quella era l'intenzione. Il pallone se ne va in realtà negli spogliatoi, sarà rimessa dal fondo per Virruso, che va lontanissimo. Brunfolo, pallone a vuoto, ancora Cangemi. 100 secondi alla fine. Lascia scorrere Virruso, sarà touche. Affaticato. Calvaruso continua, numero 7. Va Brunfolo. Brunfolo, ancora lui. Tiro palla del 3M. Lucchese non imbecca Brunfolo, che si lamenta un poco. C'è Calvaruso però sulla fascia mancina, rientra per Affaticato sul secondo palo dove c'è Lucchese, palla che torna a Calvaruso che voleva dall'altra parte Brunfolo. 3M tracotante, attenzione ancora a Affaticato che perde palla, rilancia avanti Cangemi a cercare i due altari offensivi, da una parte Fregapane, dall'altra Brancato. Poi Lucchese si porta il pallone fuori, rimessa per il Canicattì, batte un po' più arretrato Cangemi, poi cade malissimo Brancato e colpisce nel frattempo anche Lucchese. Brutto scontro tra i due che rimangono entrambi a terra. Si rialza Lucchese, dovrebbe essere tutto ok per lui. Brancato invece la botta l'ha subita peggio, perché tutto il peso del corpo si è abbattuto sul parquet del Pala Don Bosco. Cambi per mister Giacalone, esce Calvaruso, rientra Ale La Rosa. Il tacco qui elegante di Furno, ma il campo era già finito. Affaticato, guarda i suoi. La Rosa non vede subito Brunfolo, preferisce tornare Affaticato che rischia sul pressing avversario. Riprende palla quindi Brancato, ancora 17, Brancato se ne va, Brancato, deviazione, calcio d'angolo. Corner per il Canicattì, mancano 30 secondi alla fine, appena batterà Fregapane. Il tiro provato da Furno, sempre Virruso, scalda le manone il numero 2, poco interessato oggi, ma comunque sempre presente, ha rischiato nel pressing di Furno, che adesso si prepara alle spalle di La Rosa a vuoto un'altra volta. Il 12 Bertolino, non è entrato per mister Lamendola. Palla poi per Cangemi, va alto col sinistro, 23 secondi alla fine, va lontano Virruso. Brunfolo controlla, prova a girarsi, Lucchese fermato da Cangemi. Azioni da basket, si perde tanto tra un'azione e l'altra, poco palleggio. Affaticato, prova la conclusione, respinge con la gamba sinistra Lopinzino, che poi si lamenta con i suoi. Palla quindi per Lucchese, arriva la conclusione addirittura La Rosa e poi prova a mantenere il pallone in campo Furno, non ci riesce. Rimessa per il 3M nella metà campo avversaria. La Rosa, Lucchese colpito, adesso Lucchese, quinto fallo commesso dal Canicattì. Ci può stare perché mancano 4 secondi, ma Furno è entrato in maniera troppo ingenua, chiama la distanza. Brunfolo
Su questo calcio di punizione si chiuderà la seconda parte di questo primo tempo e contestualmente anche la prima frazione. Due in barriera per Lopinzino, Runfolo guarda la porta ma c'è la Rosa libero e infatti va lì, la Rosa controlla al centro, Runfolo non gli arriva il pallone, affaticato, prova il destro proprio sul gong. Finisce la prima frazione 2-0 in questo momento, decidono le reti di Runfolo e Ricotta, ma c'è ancora tutto un secondo tempo da vivere, a tra poco. La capolista Marsala Futsal cerca in casa del CUS Palermo punti importanti per proseguire il proprio viaggio solitario al comando della classifica del girone H di Serie B di Futsal. La partita inizia però all'insegna degli attacchi da parte della squadra di casa con questo calcio di punizione tentato da Leto, la palla respinta dall'estremo difensore marsalese. Insiste ad attaccare la squadra di Sgro che qui raccoglie i frutti con il gol dell'1-0. Esplode la parte di pala CUS riservata ai tifosi palermitani, si sblocca il risultato e a sorpresa a sbloccarlo è la squadra di casa. Non ci mette molto però il Marsala Futsal a reagire, qui De Bartoli si divora il gol dell'1-1 da pochi passi, ma sul calcio d'angolo seguente arriva Abate che con il tocco di giustezza batte Lo Piparo, realizza l'1-1 e viene subito abbracciato dai compagni, rimette subito in riga la partita la capolista con Abate che predica calma. Qui Marsala che recupera un pallone dalla propria retroguardia, c'è subito la ripartenza con la conclusione di Patti che si perde fuori di pochissimo. Lo Piparo che sembrava battuto, insiste la squadra di Torrecon qui con De Bartoli che anticipa l'uscita di Lo Piparo ma non trova la porta. Poi dall'altra parte tiro libero per il CUS Palermo, lo batte Fifetto Leto che realizza il 2-1. Torna avanti il CUS, autore di un ottimo primo tempo a testa alta e alla pari con l'indiscussa capolista di questo campionato, l'esultanza di Leto che prova un'altra chance sempre dal dischetto del tiro libero. L'arbitro fischia, lui parte col suo sinistro, questa volta arriva la parata e anche sul tapin tentato da Quinario che va ad un passo dal 3-1. Dall'altra parte torna ad accendersi De Bartoli che va in contropiede, batte Lo Piparo 2-2. L'esultanza davanti ai tantissimi tifosi giunti da Marsala per tifare per la capolista, e c'è il secondo aggancio in questo primo tempo molto intenso giocato al Palacus. De Bartoli che prova ancora a mettersi sulle spalle la squadra, qui conclusione che si perde fuori. Altra palla persa dal CUS Palermo che nel finale del primo tempo sbanda in maniera evidente. Bravo Lo Piparo su Foderà, poi ancora De Bartoli, torna dal suo numero 26 che controlla e calcia ancora Lo Piparo col fianco a dire di no. Con le immagini prodotte da Andrea Germano passiamo al secondo tempo che inizia così, con questa azione neanche 10 secondi. De Bartoli scarta sul sinistro, spara la bomba mancina dal limite, batte Lo Piparo 2-3. Per la prima volta in vantaggio la capolista con l'assolo di De Bartoli che inizia il suo personale show di questo secondo tempo. Lo vedremo più avanti, ma intanto vediamo il tentativo di reazione da parte del CUS. Qui non riesce il tap-in vincente da pochi passi, ma occhio a questo calcio di punizione, è uno schema per De Bartoli con la spaccata, col mancino davanti la porta. Era andato a vuoto Lo Piparo sulla punizione e allora non solo il primo vantaggio della gara, ma per il Marsala è la prima volta con 2 reti di vantaggio.
Altro calcio di punizione per la squadra di Torrecon, che questa volta va per i pali e questa volta Lo Piparo è bravo. Il Cus cerca di reagire, ma il Marsala ha decisamente cambiato marcia, e qui ancora con De Bartoli trova la rete del 2-5 dopo la bella giocata in tandem con Foderà, l'abbraccio tra i due, il +3 della capolista del campionato, che adesso allunga e qui cerca anche di difendersi dagli attacchi da parte del Cus. Qui Quinario perde palla, poi la riconquista con un po' di furbizia e davanti al portiere non sbaglia, e la rete del 3-5, tutto il talento e tutta l'intelligenza e la furbizia di Marco Quinario per riportare sul -2 il Cus che adesso ci crede, e con questa conclusione impegna ancora il portiere ospite. Poi ancora un'azione tentata dal Cus Palermo con il servizio sulla sinistra, la respinta ancora dell'estremo difensore marsalese. Calcio d'angolo dall'altra parte per il Marsala, bravissimo Lo Piparo a volare su Patti. Poi ancora tentativi da parte della squadra in maglia azzurra, con la conclusione non benissimo qui Lo Piparo. La palla poi scaricata indietro da De Bartoli, e c'è gloria anche per Foderà, che realizza la sesta rete del Marsala Futsal. Ma a prendersi gli abbracci in panchina, un gol pesantissimo perché stava provando a crescere il Cus Palermo che qui perde una brutta palla in power play, e allora De Bartoli piano piano, buono buono, 3-7 e ancora gol, e sono 5 per De Bartoli in un'altra giornata campale per lui. E poi su questa azione termina la partita, arriva la sirena finale ed è l'ennesima meravigliosa vittoria per il Marsala Futsal, che continua a correre a punteggio pieno verso la Serie A2. Perde ancora in casa il Cus Palermo.
Stiamo per riprendere qui dal Pala Don Bosco di Palermo. 3M2, Città di Canicattì 0. Questo è il parziale dopo i primi 20 minuti di gioco. Le reti di Rumpolo e Ricotta stanno decidendo l'incontro. In questo momento ripartono i ragazzi del mister Giacalone, li porta sempre Virruso, poi ha faticato Accetta, Rumpolo e La Rosa. Sono i 4 che hanno anche iniziato la gara. Per quanto riguarda invece il Città di Canicattì, che insieme a Rumpolo prova a girarsi, ha faticato, La Rosa inserisce proprio il sinistro, doppia deviazione, alla fine arriva Lopinzino, che è anche il portiere scelto da mister Lamendola, la sua prima ufficiale alla guida del Canicattì. E lo scambio ancora, insiste La Rosa, che gol! 3-0. Aleandro La Rosa, rete numero 13 del suo campionato, è una rete bellissima, una delle sue, al numero 13 del numero 13. 3-0. E dicevo, si riparte da Lopinzino, Gangemi, Furno, Fregapane e più avanti la Piana. Si stava ripartendo da 2-0, meno di un minuto in questo secondo tempo e già La Rosa ha inciso il suo nome sulla gara, cosa che non gli era riuscita all'andata, così come anche Rumpolo e Ricotta. La Rosa insiste, subentra col destro, non va al tiro, ancora Ricotta, va dalle parti di Rumpolo, fermato però da Gangemi. Ha faticato, ancora Rumpolo, il pallone è passato, la prende alla fine Lopinzino. Canicattì che non è sceso benissimo in campo, testimonia questo momento un po' di debolezza della formazione ospite. Virruso, La Rosa, ha faticato, La Rosa, fa lui, aspetta La Rosa, rischia il numero 13, La Rosa ancora, pressato forte da Fregapane. Mette il pallone sui piedi di La Rosa. Virruso aumenta il suo baricentro, ritorna nella metà campo sulla metà dopo aver ceduto il pallone alla Rosa. Rumpolo ha faticato, La Rosa, ancora lui, insiste, La Rosa prova a entrare nel rigore, viene fermato, Accetta, dove c'è Rumpolo, ancora il 19, aspetta pure lui, ritorna la Carmelo Accetta, che non riesce però a liberarsi per il tiro. Furno entra male qui su Rumpolo, calcio di punizione. Batte La Rosa, Accetta, guarda la porta, e non è male l'idea di Carmelo Accetta, che dispone di un ottimo destro, l'ha provato, non viene fermato. La Rosa di testa, ancora Accetta, c'è solo il 3 in campo. Ama gestire, ama arzigogolare questi palloni pregiati. 79 gol segnati in cerca dell'80esimo, la squadra del presidente De Simone. 3 gestioni tecniche cambiate, ma il risultato è sempre lo stesso. Ha faticato La Rosa, insiste La Rosa, colpito una volta, la Piana riesce comunque a girare. Fermato qui, contropiede Canicattì, ancora faticato, poi non passa. Ha cercato il tunnel del 6 per trovare subito La Rosa, si arrabbia La Rosa, voleva forse un passaggio più facile per mettere in mostra il suo talento. Rumpolo, La Rosa, ancora lui,
guarda la porta, poi sceglie, affaticato, ancora il numero 6, mantiene il pallone in campo, affaticato, insiste, La Rosa, deve anche pensare al tiro, prova, accetta, colpisce, Lopinzino, calcio d'angolo. Poi La Rosa al volo ha provato quello che sicuramente poteva essere uno dei gol del campionato. Lopinzino batte veloce per Fregapane, gara che non sta sicuramente avendo i risvolti che mister Lamendola e tutto il Canicattì desiderava. Si prende palla in un primo momento, ancora Runfolo, rischia Cangemi che poi in diversi tentativi di uscita prende la strada peggiore, ovvero quella rimessa a favore del Trem, e continua a assediare il Canicattì così come ha fatto nella parte finale di primo tempo, così come sta facendo in maniera anche abbastanza importante oggi qui. Ne ha ripresa, ha faticato La Rosa, libera a sinistra, La Rosa, ultimo tocco sfortunato del 13. Affaticato La Rosa, ancora il 6 Virruso, rischia Virruso, affaticato allora La Rosa, sfida il suo avversario, prova a andarsene, il numero 13 ne è fermato da un Lapiana che addirittura si è steso per evitare che potessi perversare La Rosa, rischia sul pressing avversario Lopinzino, poi va lontano, Lapiana tocca ma non basta. Accetta La Rosa, ancora La Rosa per affaticato Runfolo. Cangemi tocca per ultimo, un piccolissimo raccattapalle che gentilmente dona il pallone ai suoi beniamini. È tenero il suo piccolo bimbo che guarda affaticato, che batte per Virruso, che adesso sta giocando molto fuori dai pali, rischia però si palla per Cangemi. Fregapane, Cangemi, altra parte del campo, ancora Lapiana, prova a insistere, Lapiana mantiene il possesso, arriva al centro la sfera, c'è affaticato, rischia sul pressing di Fregapane, Virruso senza pressione, gioca, manda lontano, rimessa per il Canicattì che prova a reagire, sesto di gioco di questo secondo tempo, Trem avanti di 3. Cangemi, Furno, guarda l'inserimento di Fregapane, accetta però, lo chiude senza problemi. Nessun cambio ancora per mister Giacalone dal quartetto iniziale di questa ripresa, che era lo stesso che aveva anche cominciato la gara. Rientra in campo nel frattempo Carlo Brancato, un po' sottotono, il 17 nella prima parte di gara. Brancato prova a riscattarsi, fa con pallone al centro, pericoloso per nessuno. Rimessa laterale, voleva una deviazione Furno, deviazione però non è mai arrivata. Allontana La Rosa a cercare Runfolo, fa di nuovo per i Canicattì che adesso gioca, accetta l'avversario il Trem e accetta ancora in campo. Adesso deve marcare però forte Fregapane, la palla è per Brancato, affaticato, la stoppa, poi Runfolo proprio per accetta, ottima idea, Runfolo, illusione nel gol, verticale perfetta per il 19 che ha avuto già un'occasione simile nel primo tempo sul regalo di Brancato, la spreca però stavolta Lopinzino non deve fare l'intervento.
Errore proprio del 19 che adesso però va di forza, di grinta, di fisico a riprendersi questo pallone. La Rosa ha faticato. La Rosa ha faticato. Accetta. La Rosa. Ha faticato. Accetta. Qua la Rosa, palla buona per il buon affaticato che la gira ancora. Gira la palla del 3M, prova a dare la carica a Runfulo, nel frattempo esce Virruso, va lontano, ottima idea, Ricotta, che aggancio che sta per fare. Lopinzino esce in maniera provvidenziale. Gangemi. Viene ancora il pallone il Canicattì. Cercando un buco che però non riesce ancora a trovare. Si difende bene il 3M. Brancato prova a rompere questo schema perfetto nero-verde. Ancora lui, Gangemi. Turno. Gioca di Suola. Brancato, ancora per Furno. Virruso, ottima parata del numero 2 del 3M. Si è tramutato in numero 1 nonostante anche l'arrivo di Gianluca Perdichizzi. Abbiamo visto l'anno scorso con la maglia del Palermo Futsal qui sui canali di Sportisili con il nostro carissimo Marco Genduso come voce a raccontare le sue impressionanti imprese. Qua prova una cosa ancora più impressionante. Virruso prova a cercare il gol direttamente uscendo dalla sua porta. Ha il piede per farlo. Lopinzino va lontano, accetta, riesce a stoppare questo tentativo con Fregapane che attende il pallone. (11:29) alla fine. Siamo quasi alla metà quindi di questo secondo tempo. 3-0 il punteggio, netto per ora. Aspetta Brancato. Gangemi chiama il pallone, bellissimo turno, ancora il 13 scivola. Poi Virruso sbeffeggia quasi il suo avversario, lanciando il pallone solo per dire scusa forse la panchina per questo passaggio comunque poco utile alla causa. Gangemi, Brancato, Fregapane, Gangemi. Prova ancora Furno ad agire sulla sinistra. Adesso Canicattì, che lo ricordo, prova a cercare quello che sarebbe il gol. Riaprirebbe un po' la contesa dopo un primo tempo complicato, un inizio di ripresa sicuramente da dimenticare. La Rosa accetta, ottima l'idea, ancora la Rosa, salta il suo avversario, almeno lo mette a sedere, non riesce però ancora a liberarsene. Torna alle parti di Ricotta, sempre per Ricotta, va sul destro, preferisce andare alla Palazzotto, ricorda Ricotta, dove c'è accetta, Murato. E poi Furno riesce a mettersi in contropiede da solo praticamente. Chiama la palla Fregapane, grande idea. Virruso chiude sfruttando ogni centimetro della soglia di rigore. Palazzotto poi, ancora con accetta. Ricotta, colpito con fallo da Furno. E il secondo commesso dal Canicattì nel corso di questa ripresa. Entra in campo anche Calvaruso. Iniziano quindi i cambi in questa girandola continua per mister Giacalone. Dopo l'inizio di secondo tempo solo la Rosa rimane tra i giocatori di movimento, quello che ha fatto tutti i minuti in questa ripresa. Calvaruso torna dove c'è proprio la Rosa, autore del gol del 3-0 che per ora sta
maturando in questa gara valida, lo ricordiamo, per la 19ª giornata del campionato di Serie C1. Continuano a mancare sempre meno tornate alla fine, sempre meno curve. Per i Canicattì si prolifera una difficilissima parte finale di stagione, dove il pallone inizia a scottare veramente. Già fare punti oggi sarebbe un grandissimo successo, una grandissima impresa. Atterrato Brancato. La panchina del Canicattì è tutta in piedi. Va Ricotta, anche lui, Ricotta, dove c'è la Rosa, che poi sbaglia, svirgola, time out per il Canicattì. Mister Lamendola vuole cercare di plasmare un pochettino il carattere dei suoi, anche se sono tutti a lamentarsi con il blu arbitrale per via di questa decisione che non è stata per nulla digerita dai ragazzi di Canicattì. Vediamo i ragazzi del 3. Attenzione al blu arbitrale, giallo per un componente della panchina, mister Lamendola. Giallo estratto dal signor Cambia, che adesso continua a parlare con toni molto tesi con la panchina, prova a sedare questa situazione Lopinzino. La panchina del Canicattì però è tutta in piedi. Ha provato a sedare la questione il signor Cambria, suona di nuovo la sirena del Pala Don Bosco. Ha sprecato il suo time out il Canicattì quando mancano 8 minuti e 48 secondi alla fine della partita. 3-0 il punteggio. Una gara molto calma, anche con la direzione arbitrale che non ha avuto modo di sbagliare più che altro. Adesso questo contatto Ricotta-Brancato si è un po' acceso, il malessere che sta serpeggiando all'interno del Canicattì, anche un po' la tensione, anche un po' la classifica che comincia a farsi bollente, anche un po'. Una gara che ovviamente non vedeva i biancorossi partire con il titolo di favoriti, però ogni gara si deve giocare. Qua il tiro da lontano poteva fregare Virruso, però era nei suoi ranghi. Calvaruso fermato, palla sempre per il numero 7 e poi guarda il suo portiere, preferisce però tornare dalla Rosa. Ricotta, ultimo Pazzotto per la Rosa. Pazzotto, ancora Ricotta, fermato Ricotta, può insistere ancora lui, palla per Palazzotto, torna a Calvaruso e comincia a giocare il tram. Conclusione fermata da Lopinzino. La rischia la Rosa al centro, fermato. Un'altra volta confusione massima. Calcio d'angolo per il 3M. Pazzotto, la Rosa, spunta lui, ancora la Rosa, non può andare subito in porta. Un Calvaruso riesce a tornare dietro da Virruso che rischia sul pressing. La Rosa, dura il Canicattì, ancora la Rosa. Ricotta
Sempre Ricotta spinto dalla Piana, spallata regolare però. La Rosa poi, attenzione a Brancato, vince il rimpallo. Brancato non è fermato però, la Rosa lo ha, la Rosa, Lopizzino. Palla per Calvaruso, Palazzotto colpisce male. Gangemi per Furno, mancano 6 minuti alla fine. C'è una discussione tra Palazzotto e Brancato. Batte Furno, colpisce Calvaruso e controlla anche il pallone. Calvaruso sempre dalla Rosa, Palazzotto, la Rosa, ancora Palazzotto, Calvaruso, anche il pallone in campo, fa andare lui, e c'è la Rosa, controllo, prova a girarsi e vedere fermo. 5:46 alla fine. Deve giocare, deve mollare. Ricotta, non fa lui, fermato. La Rosa, Calvaruso, ancora Calvaruso, la Rosa, può insistere la Rosa, sempre il 13 a cercare Ricotta, ne è fermato e quindi può andare a sua volta. E poi Furno, Calvaruso entra in spaccata, dice di no, gara che adesso sta anche perdendo un pochettino il suo ritmo in questo inizio ripresa, un 3M che sta puntando più a gestire un vantaggio seppur proponendosi in avanti. Brancato poi prova ad andarsene, Calvaruso lo ferma. Lo sguardo di Brancato a guardare Calvaruso, l'ultimo capocannoniere del girone di Sciura, è uno dei probabili favoriti per prendere questo nuovo titolo. Altri cambi. Calvaruso, la Rosa aspetta Calvaruso, parto Ricotta e Cottone, salta il portiere Ricotta, porta vuota al centro, la chiusura della Piana e può partire Lopizzino, attenzione a lui, ancora Lopizzino, fermato senza fallo, Calvaruso alza troppo il destro. E a terra ancora il portiere del Canicattì. Rialza ora e vediamo se magari penserà a un quinto d'attacco mister Lamendola. Mancano 4 minuti, la squadra è sotto di 3, visto che magari si può pensare anche di quello. Branca, Gangemi, Furno, ancora lui, prova a giocare, prova a liberarsi, Furno, la magia dei suoi doppi passi, viene però fermato da Cottone con fallo, strattonato Cottone. Time out. Time out chiamato da mister Giacalone. 3-0 il punteggio.
così dal primo minuto della ripresa, dal gol di La Rosa. Sta maturando qui al Pala Don Bosco. Ricordiamo, questa è la partita che chiude la giornata 19 del campionato di Serie C1 Girone A. Risultati importanti. La sconfitta del Palermo San Cataldo, sempre indigesta la squadra di San Cataldo per il Palermo. Poi Leonforte vince a Bagheria, i Tiners che vincono a Ficarazzi, Athletic che vince contro l'Acregas, tutte squadre che sono nel treno di lotta di promozione come nel 3M. Merlo che invece cade contro Atletico Monreale. Cottone invece sponda Canicattì a segnalare la sconfitta dell'Isa contro il San Vitolo Cup. Branca è buono per Furno, 3-1 sulla destra, la rete del numero 13, tanto cuore, tanta grinta, 3-1. C'è ancora tanto da recuperare, ma questo conferma che il Canicattì è una squadra che sa segnare. I numeri sono quelli di una squadra che lotta per i piani alti della classifica, e la difesa quella che lascia desiderare. Cottone, La Rosa rischia, riprende palla infatti Furno, galvanizzato dopo il gol. Lopinzino va lontano, deve sfruttare questa ottima fase di gara. Il Canicattì deve cercare di ammazzarlo invece questa partita, il 3M, o con un gol magari instillando calma nel ritmo del gioco, gestendo il pallone. Lucchese rischia e riprende infatti palla il Canicattì con Furno, la tocca Lucchese, gli dà tanto che basta, Viruso a campanella per La Rosa, esce una volta Lopinzino, potrebbe mettere in moto Brancato, lo fa infatti Brancato, fermato da Calvaruso in due tempi. A fischiare adesso il signor Cambria, giallo per Calvaruso, che ha interrotto la battuta. Prima monito per il 3M. Cristian Calvaruso, entra Runfolo al posto suo. 151 secondi alla fine. Il 3M deve mantenere il doppio vantaggio. Canicattì cerca un'impresa, anche perché il San Vito ha vinto in casa contro l'Isola, uno scontro diretto che pare la zona calda al San Vito, lasciando solo dietro Ficarazzi e Canicattì. Vede Lucchese, palla ancora buona per Fregapane, Lucchese un'altra volta chiude. 3 secondi sono passati, quante trame invece abbiamo visto. La finta di Brancato, ancora lui, anche per giubilo personale, ma soprattutto per quello di squadra, trovare un gol che darebbe speranza a Canicattì. Ma il 3M deve coprire, prova a fallo La Rosa, non la tocca infatti Virruso, ancora La Rosa, va lontano. Non c'è nessuno, aspetta il pallone esca fuori Lopinzino per poterlo prendere con le mani, cercare un'altra volta Brancato, in mezzo a 3 il 17, il tocco è di Carlo Brancato, non protesta neanche. Cottone guarda La Rosa, il controllo è buono, sempre La Rosa, insiste il numero 13 per
Perde troppo il tempo. Perde il pallone. Furno sbaglia. Riprende palla Runfolo. Ancora lui. Runfolo aspetta. Prova il destro. Si insacca fuori. Il tempo passa. 99 secondi mancano al triplice fischio del duo D'Amico Cambria. Va a scappare Brancato, fermato un'altra volta. Cannoniere di Canicattì e C1. Se ne va Fregapane, ottima giocata. Virruso dice di no e poi manda lontano. La Rosa, il controllo, il tunnel di La Rosa, poi Brancato con un braccio. Calcio di punizione. Prima con un braccio, poi addirittura stoppa il pallone con le mani. Calcio di punizione per il 3M. Non mancano 1 minuto e 17 secondi alla fine. 77 secondi, un primo, il resto di altri 17 secondi. Quarto fallo commesso da Canicattì. Quasi un tiro libero, è meglio di un tiro libero, c'è solamente qualche maglia bianco-rossa tra Cottone o La Rosa. Vediamo che andrà anche Lucchese nei paraggi. Chi andrà e la porta. Per chiudere questa gara il 3M, per dare un senso al finale invece il Canicattì. 3-1. Pathos al Pala Don Bosco. Fischierà il signor Cambria, che sta sistemando la barriera. Lopinzino mette sul palo alla sua destra, fa indietreggiare adesso Fregapane. Brancato l'altro uomo, va La Rosa, esce Lopinzino colpito anche nelle parti dove fa più male. E poi attenzione, Furno insiste, Furno, l'ultimo tocco del 13 che rimane anche a terra. Lopinzino tanta confusione adesso. Si lamentano i ragazzi di Canicattì perché vorrebbero il fallo su Furno. Si lamentano quelli del 3M perché gli ospiti hanno giocato il pallone con il loro portiere a terra e rischiano anche di fare male in contropiede. Lontano Virruso, Runfolo controlla, farà sponda a Lucchese che prova il sinistro, fermato in calcio d'angolo. Questo deve fare Runfolo, cenno d'intesa infatti con Virruso. La Rosa, Runfolo, il velo per Lucchese, pallone ancora buono, colpito Lopinzino. Calcio di punizione. Brancato, buone pallone per Fregapane, ancora il numero 20, poi insiste Fregapane, riprende palla Cottone, non riesce però a scappare. Bravo Runfolo, anche se Brancato qui regala un'altra volta il pallone. Cottone, ancora lui, alza troppo il sinistro. Poi Furno schiaffeggia il pallone, lo manda dove c'è Lopinzino che ha già messo in moto Brancato. Il tiro di Brancato, Virruso una volta, Furno manda alto, ma c'è a terra Cottone. Nel ghiaccio Cottone che è rimasto a terra, ha colpito veementemente con il muro. Quando si rialzerà, si riprenderà, speriamo il più presto possibile. Mancano 39 secondi alla fine. Il tempo effettivo può succedere di tutto anche in 10 secondi. Ma il 3M sta viaggiando verso ritmi alti.
una vittoria importante che si andrebbe ad inanellare a quella di Bagheria. Crotone già mi sa che è fuori dagli schemi di mister Giacomone per questo finale, perché c'è Palazzotto al suo posto in campo. Si potrebbe quindi magari tornare a giocare con Cottone che si riprende a bordo campo, anche se rimane a terra il numero 10 del Trem. Speriamo nulla di grave. Un componente della panchina del Canicattì che va ad aiutare Cottone, una bellissima scena che gli ha fatto questa una gara tra le squadre e due società soprattutto che si rispettano, e che ci sta ovviamente l'agonismo, la voglia di vincere, di recuperare, di portare a casa punti importanti per gli obiettivi stagionali, contando che dopo questa poi ne mancheranno 7 alla fine. Rimangono 7 partite e 39 secondi di questa a Trem e Canicattì per scoprire il loro futuro. Dolorante Cottone non prenderà più parte a questa gara con ogni probabilità, visto che mancano 39 secondi alla fine, tutti da gestire per il Trem. Rimessa dal fondo per Virruso. Se non vado errato ci eravamo fermati con questo fondamentale per il numero 2 che anche oggi ha fatto ottime parate, e se poi si vanno a sommare, nonostante un Canicattì che si è svegliato forse troppo tardi, se poi le vai a sommare con le parate anche nei momenti più blandi della partita, allora sì, anche oggi Virruso fondamentale. E va lontano Funfolo, controllo buono il 19 e poi gestisce palla la rosa. Lucchese, Palazzotto non controlla ma lascia scorrere il pallone. 29 alla fine, ne sono passati 10 dal rilancio di Virruso, ormai si fa la conta a singhiozzi. E il Trem batte Furno, dalle Cangemi, Runfolo a rinviare forte le caviglie, a guadagnare una rimessa laterale dall'altra parte del campo per un Trem che vuole volare alto anche dopo la sconfitta del Palermo, sognare magari qualcosa in più, ricucire dove c'è al secondo posto per i playoff, per qualcosa di più bello alla fine di questa stagione. Conserva la palla Furno, ma la palla è del Trem. Non ha rischiato il quinto uomo il Canicattì anche oggi, però è arrivato una distinta abbastanza rimaneggiata. Deve rischiare adesso un po' di più la squadra di mister Lamendola, un nuovo corso che non si doveva inaugurare sicuramente oggi con una vittoria, visto che stiamo parlando di una squadra che è lì nei piani alti della classifica, ma quantomeno farlo con onore, e Canicattì si porta a casa nessun punto ma tanti applausi. Chi si porta i punti a casa è il Trem, triplice fischio. Neroverdi che continuano a vincere e continuano a inseguire il sogno playoff e il sogno ancora più innominabile e innominato della promozione. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui sui nostri canali di Sport Easily. Ricordiamo punteggio e marcatori: Trem vince 3-1, bastano le reti di Runfolo e Ricotta nel primo tempo e di La Rosa ad inizio ripresa. Poco male il gol subito da Furno. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi e alla prossima.